Era alla guida del suo camion sotto l'effetto della cocaina. La polizia stradale di Treviso l'ha fermato lunedì mattina al casello autostradale di Treviso Nord. L'autista, 38enne di Reggio Emilia, dipendente di una ditta di autotrasporti emiliana, stava andando a caricare componenti per mobili in varie aziende trevigiane per poi trasportarli in Svizzera. Il controllo effettivamente ha dato questo esito perché il precursore è risultato positivo alla cocaina e il medico che l'ha visitato ha riscontrato una sintomatologia compatibile con l'utilizzo della sostanza stupefacente e per questo sono stati adottati tutti i provvedimenti di ritiro cautelare della patente e avviata tutta la macchina sanzionatoria che poi diverrà definitiva nel momento in cui il laboratorio confermerà l'esito del precursore. È la prima volta in cui un camionista viene sorpreso al volante ancora sotto l'effetto dello stupefacente. In passato erano state solo riscontrate le conseguenze di chi aveva consumato droga nei giorni precedenti. Anche in questa circostanza, peraltro, l'uomo ha dichiarato di aver sniffato venerdì sera, contestando il buon funzionamento dell'apparecchio, anche se ha ammesso di aver usato poco prima altre sostanze. Con un analogo precedente risalente al 2008, l'autista ora rischia una ammenda fino a 6.000 euro, da 6 mesi a 1 anno di arresto e la sospensione della patente per almeno 2 anni. Perché consideriamo che sia un elemento determinante nella sicurezza della circolazione il fatto che i conducenti di questi mezzi, che sono potenzialmente degli ordigni pronti ad esplodere, siano assolutamente accurati nelle loro condizioni psicofisiche e nelle loro capacità di guida. Nel complesso, i controlli della Polstrada trevigiana hanno interessato 143 veicoli e 165 conducenti, concentrandosi proprio sui mezzi pesanti. Questa è abbastanza, diciamo, nella media, non possiamo dire che sia un picco eccessivamente alto. Certo è che comunque è un settore in cui le sanzioni fioccano ancora numerose. Sono state riscontrate in totale 52 infrazioni per 30.000 euro di sanzioni e la cancellazione di 50 punti patente.